Sui social che in giunta in comune è tutto tranquillo, funziona tutto Ma è bene. stato un filo di agitazione, andiamo d'amore Sì, d'accordo poi perché... sai, il problema è se io ci credo o meno, perché No, poi no, tutti è mi vero. raccontano così. No, è vero, insomma, Tutti mi è vero continuano a nel dire senso... quando la invito che io sono troppo buono con lei, che non le faccio domande cattive. Io accetto qualsiasi tipo di Questo è domanda, vero, devo non è un riconoscere. problema. In giunta andiamo tutti bene, anche in consiglio andiamo tutto bene. Cioè, si è creato un clima favorevole alla città, Poi cioè sa, tutti quanti pensano alla città. tanti mi dicono sindaco, ma sai, il sindaco è bravo, però ci sono quelli di coalizione civica con Lorenzoni che la pensano diversamente, E non dov'è il non problema? vanno d'accordo, può Non è, smentire, confermare, no, cosa può io dire? vado d'accordo con tutti. Ci sono sensibilità diverse e una maggioranza molto eterogenea, ha colori politici diversi. La mia fortuna è che non ho un passato politico, non ho un'ideologia precisa, ho solo un concetto del bene della città, ma come persona comune Certo. normale, come lei, come qualsiasi altro. Per cui io ragiono in questa maniera. Di volta in volta io ragiono con la mia testa e cerco di far ragionare i miei. Limo, cerco di far entrare qualsiasi tipo di osservazione nel bene e nel male, ma alla fine mediamo tutte le cose e alla fine non abbiamo mai litigato una volta in giunta, mai. Quando dico mai vuol dire mai. Beh, qualche E lite l'avrei, qualche no, discussione magari. non sono capace di litigare, ma neanche i miei litigano, non litigano. Ma certo, ognuno ha punti di vista diversi, ma questo non vuol dire litigare. Mai litigato una volta. Anzi, devo dire, in giunta c'è un clima di serenità e di tranquillità, perché ognuno di loro, indipendentemente da... Primo stanno facendo un'esperienza importante, perché da quando siamo partiti, io per primo, nessuna esperienza in termini gestionali, stiamo imparando un po' alla volta a fare le cose. Secondo, stanno capendo tutti quanti il concetto della concretezza, perché fare campagna politica, fare campagna elettorale è una cosa, poi gestire la città è diverso, devi affrontare i problemi. Al cittadino non gli interessa niente che la burocrazia ti porti via un sacco di tempo, vuole le soluzioni, vuole rapide. Anch'io voglio le cose rapide, però è difficile, per cui c'è una volontà, dirigenti, assessori, giunta, di lavorare assieme. Io sono molto soddisfatto, è impegnativo per me, mi sto da fare moltissimo, i miei stanno da fare moltissimo. La stampa piace molto il concetto, ma com'è che non litigate? Io ho presente una cosa, quando ero al calcio a Padova, i giornalisti, i tuoi colleghi dicevano non ci sono mai notizie, non c'è niente di nuovo. Quando abbiamo ceduto, sono andato via, ho detto finalmente, sotto l'aspetto ironico, finalmente avete ceduto, per cui adesso comincerà la cosa normale, liti in spogliatoio, tutte queste cose, perché prima era tutto coperto nel senso, primo, le cose interne restano interne, secondo, liti non ci devono essere. Quando sono arrivato a fare il sindaco, sempre i tuoi colleghi hanno detto la stessa cosa. Bene, adesso tra qualche mese anche qua sarà tutto a posto, non uscirà niente, andate tutti d'accordo, ma non è una volontà di coprire le cose, è che è così. Sì. E il mio carattere è per non litigare. Dopo anche anch'io ogni tanto mi arrabbio, ma spesse volte mi arrabbio con me stesso di dire ma perché non sono capace di fare le cose nei tempi previsti? Perché è difficile, perché c'è la Corte dei Conti, perché danno erariale, è attento a fare questo, attento a fare Io l'altro. devo stare attento quando la intervisto, perché io cerco di essere professionale, di non scivolare nella conoscenza che ho profonda nei suoi confronti, perché potrei dire cose che non sono proprio così, perché poi lei è bravo a girarla e a mescolarla come si dice in dialetto veneto, no? Io sono così. Se no, no, A d'accordo, me è del tutto interessa vero. fare le cose. A me, perché sono un pochino apprezzato dai miei concittadini? Perché io Perché ha detto un dico, pochino? Ma perché ha detto un pochino? perché non sono presuntuoso. Allora, il TAV, la TAV, io sono favorevole alla TAV, alta velocità, è una cosa tipicamente di centrodestra. Nel contempo sono favorevole ad altre cose. Critico il decreto Salvini perché non mi piace, per cui io sono trasversale, ma non trasversale perché voglio fare il furbo, perché la penso in maniera come la pensa un mio concittadino.
l'alta velocità mi interessa, la TAV mi interessa, la sicurezza mi interessa. Sì, una parte per esempio di quelli che sono al governo a Padova non pensano che siano d'accordo con la TAV. Peccato, io sono no, se detto la penso come il mio concittadino. Ma certamente, ma questo è il vantaggio. Sono tante cose che anche in Consiglio bisogna arrivare a una mediazione. Io ho spiegato ai miei, ho spiegato anche in Consiglio. Noi abbiamo una responsabilità nei confronti della città. Dobbiamo lavorare per la città, non per litigare. Se io penso bianco e so l'opposizione che pensa nero, dobbiamo trovare un sistema per andare avanti e dire facciamo grigio e andiamo avanti nell'interesse della città. Non è facile, però questo modo di pensare sta andando bene alla città. Io sono contento, è un compromesso. Io spesso volentieri in maniera ironica, l'ho detto anche in Consiglio, sono democristiano. Perfetto, devo interrompere perché lo so che poi quando la interrompo lei dice che non le faccio terminare il concetto, però abbiamo già sforato perché c'è anche l'assessore Contin che deve dirci qualcosa come mio amico, fantastico. Amico. Andiamo a sentire cosa ci dice questa settimana. Ciao Giorgio, grazie per la linea, un saluto a tutti voi in studio, naturalmente anche al mio ospite, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio, fermo chiaro. Che bello, che bello. Sì, ormai ci conosciamo. Le persone che ci scrivono da casa vogliono sapere un sacco di cose su di lei. Senz'altro, ciao persone. Sì, una su tutte è assessore da diverso tempo, ma non sappiamo a che mandato è. 120-130 mi dico. In che senso, scusi? Persone che si vengono in comune e mi hanno mandato a fare. Per piacere, assessore. Ci scrive anche un bambino, Matteo, 6 anni, ci ringrazia perché in questi giorni è a casa ammalato. Ah, può sì, è a casa, e ci ringrazia perché lo facciamo divertire, gli teniamo compagnia. Grazie, ciao Matteo. D'altronde immagino la solitudine di questi giovani disoccupati che passano ore davanti ai smartphone. No, assessore, non è un giovane disoccupato, un bambino di 6 anni, che è a casa ammalato, semplicemente ammalato, un'influenza credo. Vede, questa del non cattare lavoro è un asparago di Damocle sulla coppa dei nostri è una spada di Damocle. No, uno sparago. Non c'entra niente l'asparago, non è che uno vendeva verdure Damocle. Sempre fatto confusione. Non solo su questo. Ad ogni modo, questo mi riporta a un'importante analisi antrologica atriologica. Ma che atriologica? Antropologica? Su cosa? Sul mondo del lavoro? Sul mondo del lavoro. Io ho fatto una riflessione che ho caro condividere con i nostri teleascoltatori. Certo. Allora, qual è il problema? Qual è l'unico lavoro che in Italia potrà essere svolto nel futuro? Non lo so, ce lo dica lei. Segui il mio ragionamento, sì. Ce la fai con la testa tua. Io ce la faccio con la mia, non so lei con la sua. Però prego. Allora, vedi, in Italia ci sono tanti piccoli negozi, piccoli commercianti che sono incassati neri con i grandi centri commerciali, no? Sì, però le pregherei di usare dei termini un po' più. Esatto. Quindi i centri commerciali sono irrabbiati perché adesso c'è Amazon, c'è il commercio online, certo. E si irrabbia i neri. Sì. E ora i giovani sono irrabbiati perché non vogliono andare a fare o i corrieri o gli informatici, troppo lavoro, troppo carico, e sono tristi e sono irrabbiati neri perché gli tocca continuare ad andare a lavorare nelle pizzerie per asporto, ai ristoranti, al sushi, e sono sempre A che lavorano. I ristoratori sono irrabbiati neri anche a loro perché hanno gente demotivata in bottega, e i clienti non vanno altro perché cattano un servizio che non va bene e si arrabbiano anche i clienti, no? In questo clima generalizzato girano anche a manco schelli perché la gente non ha più tanti schelli da investire se non fa lavori che gli piace e che rendono. E ora tutti i servizi, parrucchieri, estetiste, consulenti, spettacoli, comici, madonne varie, bastano, hanno altro, non hanno giro di schelli. E allora anche i banchieri si arrabbiano perché non c'è più gente che porta schelli. In tutto questo manco schelli. Caspita. Chi è alla fine con tutta sta gente irrabbiata che potrà fare il lavoro del futuro? A questo punto non lo so. È prete. Ma scusi, cosa c'entra? Ma cosa c'entra il prete? Perché il prete? Con tutta sta gente irrabbiata, sai quanto che bestemma? Che è uno che confessa. Ma per piacere, ma cosa dice? Cosa dice? Ma io mi auguro che le persone arrabbiate non arrivino anche a bestemmiare. Ma detto ciò, assessore, abbia pazienza. Però mi fa tutto un ragionamento che sembrava anche lucido per una volta, per arrivare che il lavoro del futuro è fare il prete. Ha ragione Nati. Intanto c'è mercato perché ne è sempre meno, no?
Sì. Due, non ti a pagare l'affitto e il mutuo, non ti è perché ti è canonica. No? Vabbè, ho capito, però insomma... E poi da quello che mi dici c'è un mutuo escape? No, questo è un luogo comune che non è vero. Un luogo con 8.000 euro al mese. Ma cosa dice 8.000 euro al mese? Ma chi gliel'ha detto 8.000 euro? 8 per 1000 quanto fa? 8.000. Arà. Ma non è quello l'8 per 1000, assessore, è un'altra cosa, è un'altra cosa, assessore, ma per piacere. Ma poi voglio dire, se arrivasse con lucidità anche a una soluzione logica, Sì, critica, siamo capisco. d'accordo. Ma lei dice che siccome si guadagna tanto e non si paga il mutuo, bisogna fare il prete, abbia pazienza. Poi ce ne sono sempre meno e questo è vero. Ecco, questo è un problema. Infatti mi sono anche interrogato su questo fattore che ci sono sempre manco preti, no? È un problema perché in futuro cosa succederà? Cosa capiterà? Basta a un certo punto i tosi smettono di andare preti, invecchieranno i preti che ci sono, un po' alla volta poveretti ci lasceranno o no? Uno dietro via st'altro e alla fine resta mettiamo che resta l'ultimo prete del mondo. A parte che diventa anche papa in automatico, no? Papa del mondo. Beh, se è l'ultimo, è l'unico, sì, immagino di sì. È il problema se muore l'ultimo prete, chi è che fa il funerale? Ma questo secondo lei è il problema? La Chiesa deve darti queste risposte. Ma la Chiesa si dovrà occupare anche di altro e mi auguro che si occupi di altro e non certo di questo problema così. Lasciamo stare, quindi noi ti ridiamo la linea, Giorgio, a voi in studio, perché dire un saluto ancora, sì, con questi pensieri, un saluto anche all'assessore Ciano Contin. Senz'altro. Va bene, abbiamo visto anche l'assessore Contin che ringraziamo. Vi ricordo in prima serata, prima dell'inizio della nostra programmazione, troverete tutte le cacche di Marco, Pippo e Gaetano, noi le mandiamo in onda. Scavalco la scaletta che avevo preparato il sindaco Giordani, perché nella gag che hanno fatto hanno poi preso un argomento che davvero è un argomento importante, il commercio. Il commercio sta subendo davvero in tutta Italia, in tutto il mondo, notoriamente qualcosa di drammatico. Non c'è una via d'uscita, credo, per il momento, oppure c'è, e nell'eventualità un sindaco può fare qualcosa per migliorare. Parliamo che la settimana prossima la Rinascente chiuderà, ormai sappiamo già tutti come è andata a finire, ci sono tantissime attività chiuse. Bisogna fare qualcosa in collaborazione ovviamente con le associazioni di categoria. Però se non acquistano, mi scusi, se non trovano gli acquirenti. È cambiato il mondo del commercio, è cambiato radicalmente, c'è l'avvento dell'e-commerce, il commercio online, sempre più il cliente va a preferire non tanto il sistema sotto l'aspetto economico del pagamento, ma la qualità del servizio, per cui ognuno deve vedersi un attimo in casa e trovare soluzioni diverse. Mi spiego, una volta bastava aprire la serranda la mattina ed era fatto. Ed era tutto a posto. Oggi è molto più difficile, molto più complicato. Ognuno deve dare servizio, deve dare la qualità, deve essere posizionato giusto, non è più consentito aprire senza professionalità, bisogna saper fare il lavoro. È cambiato il mondo, è un mondo molto difficile. Però se i costi Prego? Se i costi, dico, uno apre, fa tutto quello che dice lei. I costi sono in proporzione alla locazione. Costi alti, costi bassi, è inutile parlare di queste cose, tanto un mercato è libero, per cui se uno vuole affittare l'immobile a un certo prezzo e c'è qualcuno che lo affitta, vuol dire che quello è il prezzo. Sono abbastanza cinico su questa faccenda. Non dicevo questo, io dico, se lei ci vuole giustamente professionalità, stiamo vedendo proprio la Rinascente a Padova, dicevo, se lei offre un prodotto di qualità a un prezzo giusto e Amazon, dico Amazon perché sappiamo che è il protagonista, uno dei protagonisti più importanti per quanto riguarda l'e-commerce, lo stesso prodotto, lo stesso identico, con la stessa marca, lo mette in vendita con 30% in meno, ecco, come può combattere il commerciante questo? Questa è la domanda che, se c'è una risposta... È anche soggettivo, io non compro da Amazon, tanto per essere chiaro, perché ho capito, ma io sono il classico consumatore che preferisco andare nel negozio, vedere il prodotto, io non comprerò mai un vestito Amazon, non c'è storia, io vado nel negozio e mi scelgo in base alle mie caratteristiche e alle mie disponibilità. Non compro cose che non riesco a toccare perché probabilmente ho un'età diversa. Però il consumatore sono tutti diversi, per cui chiaramente il commercio online sta creando dei problemi.
ma secondo me è uno che punta sul servizio, la qualità. È chiaro che il commerciante, parliamo sotto il salone, abbiamo un'attività splendida. Loro stessi adesso hanno cominciato a puntare sempre di più sulla qualità, già era ottima, ma puntano anche sul servizio, a portare la spesa a casa, come una volta. Metano chiuso, sindaco, Metano no, è vero, chiuso. è tutto pieno, è vero, è tutto pieno, ma sono quelli che preparano da mangiare, non quelli che vendono. È tutto pieno come attività. Cioè, c'è un'evoluzione, cambia, cambia, il consumatore cambia. Il più grande concorrente della grande distribuzione chi è? Non è la grande distribuzione, è il ristorante, è chiaro, perché le abitudini sono cambiate, la storicità è cambiata, bisogna adeguarsi a un sistema diverso, c'è poco da fare. Ma c'è l'amministrazione comunale che deve cercare di dare anche una mano, nel senso avere i parcheggi attorno alla città, in maniera tale che la gente abbia la possibilità di parcheggiare e poi andare a piedi in città, perché è ben diverso passeggiare attraverso Padova per Padova o andare in un centro commerciale, è molto diverso. Padova, ho sempre detto, è una città bellissima ed è ben diverso passeggiare per le piazze o passare per le piazze in un centro commerciale. Chiaro che bisogna fare qualsiasi cosa nel limite del concesso per aiutare i commercianti. Certo, poi noi parleremo appunto tra poco. Anche le associazioni di commercianti hanno delle responsabilità, devono formare i loro associati, i loro consociati, non basta dargli Come mai avete tolto tutte le bancarelle? Adesso le ho viste, che questa è una domanda che non era. Le bancarelle l'assessore Bressa le ha tolte dal centro, per quale motivo? L'ho fatto concordato con lui perché il listone è troppo bello per mettere questa cosa qua, non ha senso. Il listone va bene che sia una passeggiata, è troppo facile vendere sul listone. Vendiamo anche da altre parti. Erano rimaste 3 manifestazioni solo. La lasciamo per eventuali iniziative di volontariato, ma per il commercio ambulante ci sono tantissimi posti a Padova che meritano di essere valorizzati. È troppo facile andare su listone, c'è Piazza Limitani, ce ne sono di piazze finché si vuole. È più difficile, lo so. Però. Certo, dunque anche quelli che fanno la cioccolata non andranno nel listone, andranno fuori dal listone. E ritornare al discorso del commercio, ovviamente c'è anche un ragionamento che giustamente lei dice: è cambiato la mentalità, è cambiato. Bisogna adeguarsi. E bisogna adeguarsi, però sta di fatto che molti negozianti purtroppo si sono arresi all'evidenza. Insomma, io credo che l'amministrazione, non so cosa possa fare, credo abbia poca responsabilità, credo sia a livello multinazionale, multimondiale. Solo a collaborare con le associazioni e categorie per rivitalizzare al massimo il centro storico e far sì che il centro diventi sempre più interessante e piacevole, per far sì di portare gente a Padova. Questo si fa con iniziative culturali, certo, con manifestazioni. Lo sa, mi lascia perplesso perché continuo a dire: se lo stesso prodotto, io mi scusi se sono ripetitivo, lo trovo ad Amazon che costa il 30% in meno, lo acquisto lì. Se io vedo non un vestito, ma le faccio un esempio, sono andato carrozzeria sistema la macchina, non avevano un pezzo di ricambio, non c'era in tutti i rivenditori di questi pezzi, è andato su Amazon, ormai anche chi vende non solo i vestiti ma anche altre cose. Certo. Però questo vuol dire davvero rovinare il commercio, se così si può dire, insomma, no? È un commercio alternativo che io apprezzo. No, le faccio questa domanda oltre al sindaco perché poco. lei è anche un commerciante anch'io. Il futuro come sarà? Questa è la domanda che mi preoccupa. Nelle ricerche dicono che tra 8-10 anni il commercio online non funzionerà più. Il commercio online ha anche grossi, darà anche dei vantaggi economici, ma abbassa l'aspetto sociale, l'aspetto sicurezza. Quando chiudiamo i negozi vuol dire aumentare l'insicurezza del cittadino, vuol dire non rendere più piacevole il centro. Cioè, ho capito, ognuno badi agli affari suoi. In questo caso dice: ho risparmiato il 20%, però poi non si può lamentare se i negozi chiudono. Ognuno deve pensare anche a queste cose. Io apprezzo il negozio tradizionale. È difficile, ci sono dei negozi di specialità alimentari che non puoi andare su Amazon, puoi fare quello che vuoi. Adesso ci sono anche tutte le organizzazioni che portano a casa le spese di alimentari. Io apprezzo andare sotto il salone, io apprezzo andare nelle piazze, io apprezzo andare nel negozio. Per me è un modo di vivere diverso, sarà legato alla mia età. Io penso che abbiano un grosso valore ancora queste cose. I ragazzi magari la pensano in maniera diversa, ma i ragazzi cambiano anche loro un po' alla volta. Certo, la pensano in maniera diversa, perché il dato di fatto è, lei mi dice così, perché
sotto il Salone, che era il primo mercato mondiale, mi sa, la grande distribuzione a Padova è nata quasi proprio sotto il Salone. Oggi hanno cambiato come i negozi, da venditore di salume tanti hanno iniziato a fare resistono, c'è consumazione, sono forni innovativi, c'è pane, c'è produzione di pane, sono tante cose diverse. Vabbè, staremo a vedere quello che accadrà. E appunto dice, prima di parlare un'altra cosa, stamattina Sindaco, sono arrivate un po' delle proteste nella nostra redazione, perché hanno detto che davanti allo IOV, proprio di fronte dove c'è la pista ciclabile, parcheggiano e c'è una fila lunga di macchine. Gliel'ho già fatta questa domanda tanto tempo fa quando è venuto a trovarmi, lei ha dato una spiegazione, magari se vuole ricordarlo ai nostri telespettatori ai padovani. Ha 2 o 3 tipi di risposta a questo. E c'erano addirittura 3 pattuglie di vigili, mi hanno detto, con delle motociclette, che davano la multa ovviamente a tutti coloro che avevano parcheggiato sulla pista ciclabile. A che ha detto, ma porca miseria, non c'è parcheggio, andiamo lì, siamo malati tutti di tumore, perché chi va lì è malato di tumore, non è che il comune possa chiudere un occhio a fare qualcosa, io le riporto papale quello che do la risposta ancora, eccola qui, guarda, ancora dell'altra volta. Stiamo vedendo proprio il ciclista che passa si arrabbia perché trova pista ciclabile occupata e chiama i vigili. Tutte le chiamate sono registrate, se le pattuglie non esce sono omissioni di atto d'ufficio, punto. Seconda cosa, il vice sindaco Arturo Lorenzoni sta organizzando un po' meglio i parcheggi e stiamo collaborando anche con lo IOV per gestire al loro interno come organizzazione il parcheggio. Molti dipendenti comunali, perché vedi anche molti dipendenti ospedalieri vanno a parcheggiare là, c'è un problema di organizzazione. L'ho interrotta perché abbiamo visto che c'è il multiparcheggio vicino, quello ai piani, è sempre strapieno anche quello. Non è vero che è sempre strapieno, è un brutto parcheggio ma non è sempre strapieno, ma bisogna razionalizzare e organizzare meglio il parcheggio degli IOV. Ne ho parlato con il direttore degli IOV, il nuovo direttore degli IOV. Bisogna organizzare meglio il multipiano, bisogna che i dipendenti dell'ospedale non vadano a parcheggiare là, perché è comodo anche questo. Abbiamo una carenza importante di parcheggi in quella zona, però io ho chiesto anche ai vigili, state attenti, cercate di non fare queste cose. E dicono, e quando mi chiamano cosa devo fare? Dopo siamo nei guai. Non l'ha chiesto, ma allora le faccio una domanda. Marco, lo chiedo di regia se ci può riproporre queste immagini. Non può salvaguardare quella pista ciclabile mettendo dei divisori in modo tale che le macchine non possano parcheggiare? Non si può far questo, a meno di rendere in sicurezza più quella pista ciclabile, perché ha ragione anche lei, qui le biciclette non possono passare e rischiano l'incolumità proprio per quel motivo che ha appena detto. E allora non si possono mettere delle... Stiamo cercando di organizzare la zona in maniera diversa, ci vuole un po' di tempo, ma stiamo organizzando in maniera diversa, cercando di salvaguardare la pista ciclabile e riuscire a parcheggiare qualcosa. Perché in effetti ha ragione il sindaco lei nel fatto, ha ragione quelli ciclisti, però le garantisco quando come dicendo la parte, sono tutte le macchine, tante macchine parcheggiate in piste ciclabili. Ognuno ha la sua giustificazione, devo scaricare un attimo solo, aperto porta pazienza, il ciclista non passa. Allora si arrabbiano i ciclisti, fanno gli assemblei. È difficile trovare la soluzione, vero? È un po' difficile. Però... Se fossimo un po' più responsabili tutti quanti, ognuno badasse a avere un po' di senso civico, ognuno avesse rispetto per gli altri, forse andremo meglio, perché non sono solo gente ammalata che parcheggia là, è anche gente che va a trovare gli ammalati. È vero. Calma. Allora, le faccio una proposta, se può essere una proposta valida. Marco, rifammi rivedere quel passaggio. Allora, è tutto vero quello che dice Sindaco, però dico anche che ci sono persone e persone. Se uno va lì ed è malato di tumore, e non è uno che l'accompagna, qui ha ragione lei, ma è veramente malato, deve andare a fare la chemio, deve andare a fare un controllo, capisce anche lei che mentalmente è anche in una situazione drammatica e non trovare nemmeno il parcheggio, uno si arrabbia già di più di quello che lo è già. Certamente. La domanda, c'è il canale lì che è stato coperto, non si può fare un parcheggio? No, non si può.
No, è una domanda banale, però non si può. Ha capito qual è? La sovrintendenza non permette la salvaguardia delle mura. No, perché almeno quelli che vanno lì hanno un parcheggio. Non si può. E dove li mettono allora? Io che sono ammalato, che devo andare in macchina perché salvaguardia delle mura storiche, la sovrintendenza non permette. Allora lei è il sindaco, deve trovare la soluzione di io sono ammalato di tumore, devo andare a visitarmi, non posso andare in bicicletta. Come ho detto, con lo IOV stiamo cercando di organizzare i parcheggi all'interno dello IOV, perché è stato lasciato un attimo un po' troppo libero la faccenda, punto 1. Punto 2, cerchiamo di organizzare il parcheggio multipiano in maniera migliore e il vice sindaco sta cercando un parcheggio vicino in maniera tale che i dipendenti dell'ospedale, i dipendenti dello IOV stesso parcheggiano là e lasciano libero la zona. Noi abbiamo grossa difficoltà con il parcheggio. L'ospedale l'ho fatto proprio vedere la zona. Non avete idea, l'ospedale è ancora peggio, l'ospedale policlinico è drammatico, cioè, non ci sono i posti per parcheggiare e la gente si arrabbia. Io sono non in vigili, ogni tanto vado a fare un giro anche, o meglio sono andato un periodo abbastanza lungo per cui vedevo com'era la situazione, è drammatico. C'è qualche nonno vigile che è un po' arrogante, mi piace. Ma dovete capire anche cosa subiscono, gli sputano addosso, qualcuno lo mena, cioè, non è facile, certo, perché Mari deve andare in ospedale, non gli frega niente, parcheggio sul posto degli handicapati, dei disabili, dopo chiamano i disabili, sono tutti i posti occupati. Rispetto reciproco andiamo un po' meglio tutti. No, ha ragione perché, per esempio, ritornando allo IOV ha perfettamente ragione perché lei, sindaco, deve tutelare il ciclista e deve tutelare anche quello che deve parcheggiare ammalato. La soluzione non è facile trovare, però allo IOV dovete trovarla perché è una situazione davvero... Ci arrivano quasi settimanalmente delle proteste in virtù dei vigili che arrivano, delle multe che non c'è il parcheggio per gli ammalati. Nessuno si vuole fare multe. Sì, però questa mattina c'erano addirittura 5 tra biciclette. 5 c'erano 5 vigili, le garantisco, 5 vigili che davano la multa. Io le leggende si credo poco, 5, 3, 7. Ma hanno detto così, c'erano 5 vigili. Quando una cosa passa attraverso 3 persone, da 1 era diventato 7. Ma lo può controllare, lo può verificare lei anche responsabile. Va bene. Non c'è nessun accanimento nei confronti degli ammalati, assolutamente. Qua, ogni tanto mando la pattuglia dei vigili all'ospedale perché si arrabbiano i disabili. Provate a far capire a uno che non ha disabilità perché va a parcheggiare al posto dei disabili. Ma chi parcheggia lì? Allora dico, non mi interessa, io devo andare a parcheggiare perché devo andare all'ospedale. Ma sai, per togliere un posto ai disabili, non mi interessa. Provate voi a ragionare. No, ha ragione. I nonni vigili fanno una fatica, vi garantisco, a gestire una situazione che non è... Perché sindaco Giordani, purtroppo qui a Padova l'ospedale è situato in una posizione dove non ci sono parcheggi. Se lei va a Campo San Piero hanno fatto un parcheggio immenso, quindi c'è spazio e dunque lì c'è la possibilità di accontentare tutti. Qui oggettivamente... Qua col nuovo ospedale ritroveremo le soluzioni. Faremo tempo a morire noi. Ma non è vero, in 5 anni via Giustiniani, 10 anni. No, ma quello nuovo 10 anni, ci vuole 10 anni per costruirlo. Sono 2 nuovi. Sì, parlo quello nuovo io, no? Anche questo sarà nuovo. Sì, però... C'è una confusione tremenda su queste cose. Via Giustiniani sarà, oltre al policlinico, sarà fatto un'altra parte, un altro, tra virgolette, policlinico nuovo, sarà fatto pediatria nuovo al posto di pneumologia, ginecologia dietro, Gallucci rimarrà, ci saranno i parcheggi, l'altra parte andrà pronto soccorso nuovo. Io parlavo del nuovo a Padova Est, quello sarà pronto sono tutti e due nuovi, saranno tutti e due nuovi, 900 posti. Quello a Padova Est sarà pronto fra 10 anni più o meno. E questo spero 5-6 anni. Speriamo di esserci. Io spero di esserci, sono 10 anni, non sono pochi. Il tempo passa velocemente. A me io parto lunedì mattina, mi trovo venerdì sera senza sapere lo stesso. Ecco, possiamo dire oggi da questa trasmissione su Triveneta che il sindaco ha detto che la soluzione per quanto riguarda i parcheggi di fronte allo IOV la stanno esaminando. La sta esaminando veramente Arturo Lorenzoni con coscienza, con
APS parcheggi, Sì, con lo IOV. è tutto giusto. Lorenzoni ci aveva detto che arrivavano anche 6.000 biciclette, non sono arrivati. Arrivano no, perché sa poi quando arrivano qualcuno mi viene a fare il sorrisetto e mi dice: visto che sono arrivato, allora anch'io mi prendo qualche... questo mese arriveranno le biciclette. Questo il mese di febbraio. Faccio il nodo al fazzoletto tu fai il e nodo vado in pubblicità. A tra poco, rimanete con noi.